Buonasera a tutti, chiedo di accomodarvi così iniziamo anche con un po' di ritardo questa seconda sessione di questo pomeriggio. La platea mi sembra un po' meno turbolenta di quella di prima, che insomma non vedeva giustamente l'ora di sentire Flavio Manzoni, ma poi c'era anche l'impellenza dei pullman. Allora, siamo qua con Alberto Onetti, presidente di Mind the Bridge e coordinatore di SEP, che è un organismo, una piattaforma europea che si occupa di start-up, così come Mind the Bridge. Ora ci faremo raccontare da lui di cosa si tratta, è docente universitario. Allora, non voglio fare una sua presentazione, mi farebbe piacere che fosse lui a raccontarci come, intanto, che cosa sono Mind the Bridge e la SEP e soprattutto come si è arrivati a questo. Allora, professore, partiamo proprio da Mind the Bridge e SEP, che sono due aspetti che in qualche modo comunque si intersecano, perché entrambi si occupano di start-up. Sì, diciamo il tratto comune di quello che faccio ruota intorno al tema dell'innovazione. Oggi siamo in un momento storico tale dove c'è un cambiamento di paradigmi che è vastissimo e rapidissimo, e quindi oggi fare impresa è forse tra le cose più difficili al mondo, perché anche le grandi imprese, anche le imprese di successo a cui oggi voi guardate con ammirazione, con fascino, sono tutte aziende che hanno una data di scadenza scritta che è sempre più vicina, a meno che non riescono a riformulare, cambiare tutto quello che stanno facendo in un tempo rapidissimo. Vi faccio un esempio, ma un esempio stupido. Se vi faccio il nome di Volkswagen, che è uno dei più grandi gruppi automobilistici mondiali, che cosa vi viene in mente? Che problema può avere oggi Volkswagen? Forse l'ha avuto qualche anno fa, per esempio con i motori. Dieselgate potrebbe essere. Ecco, probabilmente quello è stato un piccolo disturbo di rotta, è stato un disastro epocale in termini di immagine, un danno economico incalcolabile, ma un gruppo come Volkswagen ha davanti a sé due sfide di cui dubito sinceramente possa sopravvivere. La prima sfida è quella della propulsione elettrica. Oggi stiamo andando verso un cambiamento del paradigma della mobilità che va dai motori a combustione ai motori elettrici. E ci sono dei competitor, faccio un nome come Tesla, che sono nati facendo quello. E quando uno nasce facendo una cosa e un altro si adatta a farla, è difficile che il secondo riesca ad averne la meglio. E l'elettrico è soltanto un aspetto, forse la sfida che non è neanche la più grande. L'altra grande sfida che sta succedendo in un'azienda come Volkswagen è che andiamo verso il mondo che viene chiamato self-driving cars, autonomous vehicle, cioè auto che non verranno più guidate. Ma se un'auto non viene più guidata, cambia la funzione d'uso. Mentre quando oggi compriamo una macchina pensiamo a noi alla guida, quindi pensiamo alle prestazioni, pensiamo a noi al volante, se io sono seduto dietro e la macchina va da sola, diventa un oggetto di entertainment e quindi vincerà la sfida a vendere questi nuovi veicoli non chi sarà in grado di fare motori, equipaggiamenti, ma chi sarà in grado di ingaggiare l'utente durante quel tragitto. E se ci pensate ci sono aziende che sono molto più brave, penso a Google, penso a Apple, che sono abituate a fare questo mestiere, sempre che riescano in qualche misura ad arrivare su quel mercato per tempo. Quindi questo ci spiega, facendo un esempio stupido come questo, che siamo di fronte a un veramente rivoluzione di parametri e le aziende non hanno nessuna possibilità internamente di sopravvivere.
E quindi, tornando alla tua domanda, che cosa fa Mind the Bridge? Mind the Bridge fa un lavoro semplice e difficile allo stesso tempo. Noi facciamo da ponte, cioè abbiamo un po' questa sessione del ponte tra il mondo delle imprese esistenti e il mondo dell'innovazione, che è rappresentata da quello che noi in codice chiamiamo start-up, che sono aziende che nascono per fare una cosa innovativa specifica e noi li mettiamo insieme. Il discorso però, la difficoltà in questa fase è capire appunto dove si deve andare, cioè mi viene da dire determinare l'indeterminabile, perché noi sappiamo che anche la fisica ci dice che ci sono delle forze e delle velocità che vanno in un modo, ma non sappiamo, la difficoltà è determinare se tutto questo andrà avanti per il futuro. Quindi oggi bisogna pensare non a quello che è successo fino ad ora, ma a un mondo totalmente diverso. Sì, perché poi, tornando all'esempio di prima, se andiamo in un mondo dove i veicoli vanno in giro da soli e andiamo in un mondo dove sta succedendo un'altra grande rivoluzione, che è quella della sharing economy, cioè perché io devo possedere un'auto che uso 1 ora e 12 minuti in media al giorno, quando posso utilizzarne una condivisa, ma se io utilizzo un'auto condivisa ho bisogno di un garage, le strade hanno bisogno dei parcheggi, la viabilità sarà la stessa, quindi quando andiamo verso il concetto di smart city cambia tendenzialmente tutto. Io non ho la minima idea personalmente di dove stiamo andando, so che il mondo dove viviamo adesso è un mondo che non ci sarà più, ma non ci sarà più non nel 2050, non ci sarà più nel 2020 e nel 2025. C'è una bellissima foto di New York durante Columbus Day, fatta nel 1903 e nel 1910. E nel 1903 si vede la strada piena di carrozze con un paio di veicoli. Probabilmente se avessimo chiesto agli newyorkesi del tempo, ma queste auto col motore, avrebbero detto, ma no, sono queste robe qui chissà quando. Vedete la stessa foto 7 anni dopo, dove la stessa strada è intasata di veicoli, non si vede più un cavallo, non si vede più un carro. E questo è probabilmente quello che ci aspetta nel 2020. Oggi la tecnologia c'è un problema di regolamentarla, di applicarla, di portarla su scala. E pensate all'impatto che può avere il discorso dei droni sulle consegne. Cioè già a Tallinn le consegne vengono fatte da un robottino che va in giro per strada e vi porta le robe a casa. E stiamo parlando dell'Estonia, non stiamo parlando della NASA. E pensate alla robotizzazione di tutta una serie di funzioni elementari come i call center. Oggi il call center è forse tra le forme più semplici di impiego e più vaste di impiego, è tutta un'attività che verrà robotizzata. Pensate al discorso del trasporto, piloti di camion, autisti dei camion, autisti di pullman, autisti di auto, tassisti. Noi in Italia stiamo litigando Uber sì, Uber no, quando in realtà stanno litigando 2 soggetti perdenti insieme, che stanno litigando per fare un lavoro che tra 5 anni non farà più nessuno dei due. E questo è la portata del cambiamento. E quindi è difficilissimo da mappare in anticipo, però la risposta di fronte a un futuro che non è chiaro non è quella di dire vabbè io non faccio niente tanto non è chiaro, io provo con tutti i miei mezzi a dare un'interpretazione di questo futuro che mi veda protagonista, poi probabilmente non ci riesco, però ci provo. Ecco, a questo arriviamo anche, partendo da questo, al percorso che lei ha fatto. Come è arrivato a Mind the Bridge e alla SEP? È una bella domanda, nel senso che se mi aveste chiesto a 20 anni, 25 anni che cosa volevo fare e se mi trovassi oggi probabilmente non era esattamente nei miei piani. Allora io ho studiato io sono di Pavia, che è una cittadina nella nebbia della pianura padana, e ho studiato in un collegio universitario, che è una scelta un po' bizzarra, però mio padre aveva studiato lì, mio padre era diventato medico grazie a una borsa che gli aveva consentito di venire a studiare e diventare medico, e quindi ci teneva che uno dei 2 figli seguisse la sua strada, quindi aveva provato con mio fratello, non ci era riuscito, io ero più buono d'animo, ci avevo provato, tanto non pensavo che non mi avrebbero mai preso, e invece mi avevano preso. Quindi ho avuto la fortuna di studiare in collegio nella mia città, quindi significa che non stavo mai a casa mia, nonostante fossi fisicamente a 200 metri da casa. E ho avuto l'alta fortuna, essendo un collegio dove prendevano 20 ragazzi all'anno,
però indipendentemente da quello che facevano ero l'unico che studiava economia, e quindi ero circondato da medici, avvocati, ingegneri, e sono diventato amico durante questo periodo con un ingegnere informatico, e usciti dal collegio tutti e due volevamo diventare professori universitari, perché in quei tempi andava di moda così, perché c'era ancora l'idea che l'università fosse una cosa figa. E quindi abbiamo tutti e due iniziato il dottorato, che è la prima strada, però tutti e due avevamo voglia di fare, quindi nel 94 abbiamo fatto partire una prima azienda, una start-up, ai tempi non si chiamava start-up, si chiamavano aziende, ma quello era, e volevamo fare siti web per aziende. E la risposta del mercato è stata drammatica, nel senso, mi ricordo che siamo andati dalla più grande compagnia italiana che fa assistenza agli automobilisti, che ci diceva: ma noi che cosa ce ne facciamo di un sito web? Quindi abbiamo sostanzialmente combinato 3 errori in quella startup. Era troppo presto, abbiamo sbagliato il paese, che era ancora, quando la tecnologia è molto alle prime fasi, ci sono dei paesi dove c'è una possibilità che sono un po' più avanti, ci sono paesi un po' più indietro, quindi noi abbiamo puntato sul paese sbagliato, abbiamo puntato su una tecnologia che era troppo prematura per quel mercato, e poi abbiamo anche sbagliato l'altro socio, quindi eravamo un terzo, uno che non voleva fare. Quindi nel 96 abbiamo chiuso la bottega, abbiamo continuato il nostro dottorato, solo che nel 97 ne abbiamo partiti con una nuova impresa e volevamo fare gestione di documenti usando ai tempi la intranet aziendale. Lì le cose sono andate meglio, nel senso che abbiamo imparato da quello che avevamo sbagliato prima, la tecnologia era un pochettino più, il tempo era più giusto, abbiamo venduto alla Kraft, a Novartis, alla Bocconi, alla Rai, alla Borsa Italiana, e poi intorno al 2000 abbiamo venduto l'azienda a un gruppo industriale. Non siamo diventati miliardari, se no non sarei qua. Magari girerebbe con le Ferrari di prima. Esatto, sì. Anche se è un po' demode andare in giro con la Ferrari, perché è scomoda. E poi inquina, insomma, oggi è percepita negativamente. E quindi nel 2000, nel frattempo io sono diventato professore e lui si è spostato in Silicon Valley per andare a lavorare da TIPCO. E nel 2003 abbiamo fatto una terza azienda, questa volta l'abbiamo messo la testa in Silicon Valley, in memory delle esperienze precedenti, abbiamo tenuto lo sviluppo del software in Italia e abbiamo fatto crescere la nostra creatura, che tuttora vive e vegeta, si chiama Funambol. Abbiamo nel tempo raccolto 25 milioni di dollari di capitali da investitori internazionali e oggi l'azienda è numero 1, numero 2 al mondo, secondo chi chiedete a noi o al nostro competitor. E quindi abbiamo fatto un qualcosa che cresce, circa 100 persone, 70 ingegneri a Pavia, un'altra ventina in Portogallo, un'altra ventina in Ucraina, e l'azienda va. Quindi io dal 2005 ho iniziato a fare il pendolare con un posto che, chiesto 10 anni prima, non era assolutamente nella mia mappa delle cose che volevo fare. Uno, perché non avrei mai pensato di fare l'imprenditore, e secondo, non avrei mai pensato di andare in Silicon Valley. E quindi dal 2005 ho iniziato a fare il pendolare con la Silicon Valley. Nel 2007 ho conosciuto un altro italiano, che è Marco Marinucci, che ai tempi lavorava a Google come Vice President, e ai tempi lui stava a Google, ti pagano, ma hai la possibilità del 20% del tempo di fare quello che ti pare. E di solito la gente fa partire un proprio progetto perché, su cose a cui tiene. E lui voleva fare un po' di give back all'Italia e quindi aveva avviato un piccolo ponte tra Silicon Valley e Italia. Nello stesso tempo a Funambol noi avevamo una sala dell'azienda che tenevamo per ospitare tutti quegli italiani che arrivavano in Silicon Valley con l'idea di voler aprire un'impresa. E gli offrivamo il caffè, avevamo l'unica lavazza, a proposito di aziende disrupted, no? Avevamo l'unica lavazza della Silicon Valley. La qualità italiana paga. La qualità italiana adesso sono tutte Nespresso, e compresa la nostra, e quindi avevamo l'unico buon caffè della Silicon Valley ai tempi, e quindi li ospitavamo, gli davamo un caffè, e durante il caffè gli spiegavamo le 100 cose che avevano sbagliato in modo tale che evitassero un po' di errori. E quindi avevamo creato questo che chiamavamo un ginnasio, una palestra dove aiutavamo la gente a diventare dei piccoli funamboli. E quindi poi con Marinucci abbiamo fatto una cosa che per gli italiani è abbastanza inconcepibile. Ci siamo messi insieme, dico: scusa, tu stai aiutando gli italiani da una parte, noi stiamo aiutando gli italiani dall'altra, invece di fare 2 cose piccole proviamo a fare una cosa un pochettino più grande insieme.
Quindi è partita Mind the Bridge in piena scala. Durante gli anni purtroppo questo Mind the Bridge è sfuggito di mano, perché abbiamo questo concetto di ponte tra Italia e Silicon Valley è piaciuto, ci hanno chiesto di replicarlo in altri paesi del mondo, e poi intorno al 2013 quindi abbiamo fatto partire in Italia la prima business plan competition per startup. Abbiamo fatto forse il primo grande evento per startup ospitato dal Corriere della Sera nel 2009-2010, e poi ci siamo resi conto che tutto sommato aiutare le startup non era più così necessario, perché c'erano tanti altri player. E quindi, visto che chi prova a mostrare, a lavorare con l'innovazione non può essere uguale a se stesso, siamo cambiati anche noi e abbiamo detto cos'è che realmente manca. Manca il coinvolgimento del grande elefante nella room, che erano le grandi imprese. Quindi abbiamo iniziato a lavorare cercando di fare un ponte tra le start-up e il mondo delle imprese. Per chiudere la storia e arrivare a quell'altra cosa strana che dicevi che si chiama SEP, nel 2013, totalmente out of the blue, ci ha contattato la Commissione Europea che doveva lanciare a Davos, esattamente questi giorni, 2 iniziative. Su un'iniziativa che si chiama Startup Europe Partnership, doveva annunciarla ma gli mancava un contenuto e ci hanno chiesto se volevamo guidarla, facendo diventare la piattaforma di Open Innovation, che è questa modalità per dire collaboriamo tra startup e imprese a livello europeo. Abbiamo accettato e quindi dal 2014 lavoriamo anche con la Commissione Europea, comunque poi abbiamo fatto un'infinità di altre cose. Questo è un percorso che è molto interessante. E descrive quindi insomma il vostro sostegno al mondo del lavoro, anche al mondo dell'autoimpresa, della creazione di un'attività di autoimpiego. Però lei ha descritto prima anche uno scenario dove il lavoro non c'è più. No, il lavoro ci sarà sempre, il problema non ci sarà più il lavoro che facciamo oggi. Ci sono 2 strade di confronto davanti a chiunque. Se uno è bravo di solito a fare qualcosa, la cosa più semplice che può fare è continuare a farlo. Ha un piccolo problema questa persona, che tra un po' quello che continua a fare bene, continua a fare sempre meglio, è altamente probabile che non sarà più richiesto. Si chiama disruption. Oggi il lavoro, i prodotti, i servizi, come sono, cambiano e scompaiono. L'altra strada è quella di cambiare in modo radicale, cercare di fare un qualcosa di sfidante, di diverso, un progetto ambizioso. Cambiare è difficile, perché se uno cambia qualcosa veramente, la cosa più probabile che gli succeda è che non ci riesce. Noi parliamo di start-up, che sembrano una roba figa, però vi segnalo che il tasso di fallimento di una startup va dall'85 al 90%. E questo perché? Perché si è impreparati oppure perché ma perché per definizione la startup, per togliere un po' di fuffa, è un'impresa, solo che fa una cosa innovativa con un progetto ambizioso. Questi sono i 2 caratteri che distinguono una startup da una piccola impresa che parte. Quando uno fa qualcosa di ambizioso e di profondamente innovativo, il risultato più probabile è che non ci riesca. Però c'è una persona che si chiama Nelson Mandela, che diceva: io non perdo mai, o vinco o imparo. E lo stesso qua, se io mi provo sulla seconda strada, che è la strada delle sfide, probabilmente imparo qualcosa. E il giro dopo magari non ce la faccio ma mi avvicino. E poi comunque sono sempre sul mercato, perché sono pronto a provare a fare qualcosa di diverso. Se il mondo cambia io mi adeguo. E se ce la faccio, sono bravo e costruisco qualcosa di solido. Io mi ricordo uno dei momenti di massimo disallineamento con una platea che ho avuto quando mi hanno invitato a parlare all'Associazione Nazionale delle Piccole Imprese. E sono quei momenti celebrativi, tutte le piccole imprese, io mi sono permesso di dirgli: guardate che secondo me una piccola impresa è un'impresa che non è stata capace di crescere, quindi non vedo tutto sto grandissimo momento celebrativo. Mi sembra un po' che stiamo qua un gruppo che raccoglie un insieme di
buone intenzioni che non si sono maturate, e non ci trovo niente di particolarmente eccitante in tutto questo. Non l'hanno invitata l'anno dopo? No, mi hanno invitato anche l'anno dopo, a dire la verità, perché poi alla fine sono un po' incazzati, ma hanno capito che non avevo tutti i torti. Il punto di fondo è che il provare a fare qualcosa di grosso fa sì che se ci riesco ottengo qualcosa di significativo. Provare a fare qualcosa di piccolo, se ci riesco sono sempre lì a giocare con i 7 nani, che è un lavoro, non è sempre appassionante, insomma, ecco. E la differenza, come si diceva anche prima con Flavio Manzoni, tra il sogno e il mestiere? Sì, secondo me oggi questa differenza non c'è più. I mestieri non sono più codificati, i mestieri vanno sognati, i mestieri vanno costruiti, i mestieri vanno improvvisati. Qui non possiamo sederci su niente, perché tutto si muove con una dinamicità e con una pervasività di cambiamento che fa sì che quello che io so oggi, tra 5 anni, 3 anni, 2 anni, se sono fortunato 7, diventa irrilevante. E quindi io non posso sedermi su qualcosa, a meno che dire, guarda, a me basta che lavoro 3 anni e poi sono a posto per una vita. Posso farlo se sono un calciatore, se sono nei primi 50 al mondo del tennis, dico gioco 5 anni, se non mi faccio male poi sono a posto, ma se faccio un altro mestiere è un'assunzione un po' rischiosa. E quindi se io fossi un giovane oggi non vorrei fare la cosiddetta laurea specialistica se mi insegno una professione, perché probabilmente mi insegno qualcosa che ha, come lo yogurt, ha una scadenza molto molto breve. Preferirei tenere un qualcosa che mi stimola a continuamente reinventarmi, a continuamente mettermi in gioco, a continuamente imparare. E questo è il fatto. E purtroppo non c'è nessuno che ti può accompagnare tutta la vita dicendo devi imparare, devi imparare, devi imparare, devi imparare, devi imparare, quello che fai non è più rilevante, quello che fai non è più rilevante. È un qualcosa che devi mettere un sacro fuoco dentro ciascuno di noi che ti consente di stare vigile e continuare a rimetterti in gioco, che è l'unica cosa. Non è che poi tutto quello che facciamo e tutto quello che sappiamo e tutto quello che impariamo non vale. Quello si chiama esperienza, che ha valore nel momento in cui io riesco a usarla come building block per costruire e per mettere insieme il nuovo. Questo è un passaggio interessante, nel senso che mi fa venire in mente una domanda. Allora, da un lato una laurea specialistica, penso oggi in informatica, per esempio, ti apre subito le porte di un'azienda perché magari è una figura molto richiesta, però allo stesso tempo lei dice è a scadenza breve se uno non si reinventa. Quindi questo significa che la formazione non si ferma, che la formazione continua per tutta la vita e soprattutto forse non basta più la formazione classica, ma è è un'idea mentale che noi dobbiamo cambiare, una cultura. Io penso che nessun blocco di conoscenza verticale oggi sia longevo. Oggi si parla, un aggettivo che di moda sono le meta cose, che non ho mai capito cosa sono, ma ho capito bene, sono cose che stanno a cavallo tra tante cose, no? E quindi oggi io non posso dire, è importante programmare, ma io non so neanche come si fa il coding, o è importante quella disciplina ma non ci capisco nulla. Io devo capire un po' di tutto per poter prendere le decisioni di direzioni, e questo è tanto più vero quanto sono in una posizione apicale di un'organizzazione. Ma se ci pensate bene, nelle aziende chi è che fa carriera? Fa carriera di solito chi ha una base di conoscenza molto trasversale, sa fare un po' tutto, capisce un po' tutto e poi è quello che riesce a identificare le direzioni. E nella vita, nel lavoro è così, io devo sapere fare un po' tutto, non magari direttamente, ma capire un po' tutto per poi capire quali sono i trend su cui puntare e quali su cui non puntare. Se io mi butto in un tunnel specialistico particolare, rischio poi di non uscirne più. In questo, come dire, andare a scandagliare nel mondo della Silicon Valley, quindi capire cosa sta succedendo lì, apre uno scenario, come diceva prima, per capire meglio le tendenze future, perché bisogna anticipare a questo punto. Allora, la Silicon Valley è la Disneyland dell'innovazione, lì trovate tutti i vostri personaggi preferiti, no? E la cosa che è palese in Silicon Valley è che
gli stessi personaggi invecchiano a una rapidità veloce e ne arrivano sempre di nuovi, no? Cioè, se ci pensate bene, un'azienda come Apple e Google in Silicon Valley sono percepite come aziende un po' decotte. Cioè, noi li portiamo in palmo, ma oggi quelli buoni non si eccitano tanto ad andare in aziende del genere. Quindi la Silicon Valley è quella combinazione spazio-temporale dove avete una immediata percezione di quanto velocemente e quanto ampiamente sta cambiando il mondo. Questo è quello che ti dà la Silicon Valley. Poi da lì a diventare protagonista in Silicon Valley è totalmente un'altra storia, quindi io sconsiglio alle start-up di andare in Silicon Valley pensando di trovare soldi e crescere là. Noi l'abbiamo fatto, ma siamo stati fortunati, perché succede a 1 su 1000 questo. Però andare, esporsi, capire e tornare è un esercizio che invece raccomando fortemente, perché ti fa capire che tutto questo immobilismo che ci dà sicurezza e ci dà tranquillità che percepiamo qua, da questa parte dell'oceano, quando vai là ti sembra veramente un qualcosa che ha una vita brevissima. Ecco, voi però anche come Mind the Bridge avete creato appunto anche una scuola, sì, una scuola di formazione che sarà anche uno strumento proprio per abituarci ad andare lì, vedere e tornare magari indietro. Anche qui la scuola l'abbiamo creata per sbaglio, perché c'erano tutte queste persone che venivano soprattutto durante l'estate a San Francisco e quindi avevamo creato una specie di summer school che poi abbiamo codificato in una startup school. Però è una scuola, cioè un programma di esposizione, non è una piattaforma di accelerazione, perché quella sarebbe una, come si dice, una proposition tendenziosa di vieni da noi e ti apriamo le porte a Silicon Valley. No. Vieni da noi e ti facciamo capire, a te startup, possibilmente startup un po' matura, ma anche startup alle prime esperienze, di solito ti facciamo capire 3-4 cose. Prima cosa, se quello che stanno facendo ha senso oppure no. E lì si capisce rapidamente, perché di solito quando parli con una startup qua o con un innovatore qua sembra che sia un'idea che c'ha solo lui, fa quasi fatica a parlarne proprio che gliela rubino. Quando arriva in Silicon Valley ci sono almeno 40 aziende che stanno già facendo quella cosa lì, quindi ti rendi conto subito se quello che stai facendo ha gamba o no, o meglio se c'è un angolo, una prospettiva che ti rende interessante. La seconda cosa quindi prima cosa capisci se stai facendo qualcosa che ha senso oppure no. E tutto sommato è un gran bel risultato, perché ricordatevi che dal mio punto di vista la variabile, la risorsa più preziosa che c'è al mondo è il tempo, ancora più dei soldi. Io quando vedo aziende che si impuntano, imprenditori che si impuntano su idee che non hanno prospettiva, sono gente che sta buttando via soldi, ma soprattutto tempo in un qualcosa che non ha prospettiva. E quindi è meglio riconoscere, uscire e ripartire con qualcosa di nuovo, di diverso, piuttosto che incaponirsi su qualcosa che non ha prospettiva. Quindi questo è il primo outcome che gli diamo. Seconda cosa che gli diamo, gli aiutiamo a pulire tutto quello che stanno facendo per portarlo a una singola cosa che possa avere valore. Un'azienda piccola di per sé ha poca probabilità di successo, se poi fa più cose la probabilità di successo è praticamente zero, quindi noi andiamo a ripulire tutto tranne che una cosa, sempre che esista. E la terza cosa, gli aiutiamo a presentare quello che fanno in un modo comprensibile, perché molto spesso gli innovatori e gli imprenditori parlano in un modo che non è comprensibile alla gente comune, ma se non riuscite a spiegare cosa fate è difficile che troverete qualcuno che vi finanzi e troverete qualcuno che vi compri i prodotti. Le grandi aziende cosa sono capaci di comunicare quello che fanno al grande pubblico, e questa è l'altra cosa che noi aiutiamo a fare. Quindi queste sono le tre cose che una impresa, una startup venendo da noi porta a casa. Poi di queste una piccola percentuale è così buona e così brava che ritorna e può trovarsi una strada nella Champions League del mondo delle startup che è la Silicon Valley, ma è un mestiere per pochi quello. Molti tornano indietro con un'idea più solida, più pulita, più raffinata e crescono in Europa. Abbiamo tanti bei casi di aziende che sono andate bene. Forse il caso più indicativo, non so se avete sentito parlare di un successo editoriale negli ultimi 2 anni, che sono
le storie della buonanotte per ragazze ribelle, Rebel Night Stories. Sono Francesca Cavallo e Elena Favilli, loro sono state da noi nel 2010. Il loro progetto, la prima volta che ne avevo sentito parlare, era assolutamente incomprensibile. Però avevo visto negli occhi di quelle due ragazze uno spark, una scintilla che mi diceva che avessero qualcosa di forte dentro di loro, e quindi le avevamo portate, nonostante non avessero praticamente impressionato, le avevamo portate con noi, erano state con noi. Poi hanno cercato di sviluppare quello che facevano, sostanzialmente erano applicazioni per iPad per i bambini, e poi hanno trovato questa strada e oggi sono tra i primi 5 case editoriali al mondo. E questa è una bella storia tra le tante, no? Per far vedere che molto spesso dalla determinazione, se ben indirizzata, può portare dei risultati. Quindi una startup per diciamo, avere le caratteristiche giuste per andare avanti, cosa deve avere? Non solo, come dire, vedere il futuro, ma poi crederci, e il sacro fuoco dove lo si vede? Allora, è impossibile predire il successo. Ci sono dei tratti comuni che un'azienda di successo ha rispetto a un'azienda di successo. Quando parliamo di startup parliamo di aggregazioni, di un gruppo di persone, di solito 2 o 3, che si mettono insieme e fa qualcosa di nuovo. Quindi di solito sono gruppi e non persone singole. Chi è solo è difficile che faccia strada, è un bruttissimo segnale quando volete fare le cose da soli, perché è praticamente impossibile che un uomo solo al comando riesca a combinare qualcosa di buono. Quindi di solito sono gruppi non molto ampi, 2 o 3 persone, con background, profili eterogenei. Questa è l'altra caratteristica. Mettetevi insieme a persone che sono diverse da voi. È più complicato parlare con persone che sono diverse per loro, ma questa diversità, questa eterogeneità è la chiave di cui dicevamo prima, la chiave per poter fare qualcosa che abbia prospettiva. Quindi, seconda caratteristica, una pluralità di visione. Terza, una determinazione ma anche capacità di ascoltare. Queste sono le cose, perché è difficile che quello che avete in testa si realizzerà as it is, quindi verrà cambiato, però molto spesso vi verrà voglia di mollare, quindi se non c'è una determinazione feroce non si arriva alla fine del percorso. Le faccio l'ultima domanda, poi magari chiediamo se ci sono domande in sala. E invece per quanto riguarda i settori, cioè dove lei prevede più sviluppi? A definire, come dire, da quello che ci ha descritto fino ad ora, forse il settore dei servizi sarà quello che avrà un maggiore sviluppo. Ma secondo me stiamo andando incontro a una meccanizzazione Abbiamo meccanizzato tutto fino adesso tranne una cosa, che sono le percezioni. Abbiamo meccanizzato gambe, braccia, dita, cervello, nel senso capacità di memoria. Quello che manca sono le percezioni, che è la sfida che sta dietro a 2 grandi temi che sono intelligenza artificiale e quello che viene chiamato machine learning, cioè la macchina che da solo inizia a trovare le proprie risposte. Dietro a queste 2 cose ci sarà una rivoluzione copernicana di tutto quello che facciamo, processi di vendita, modalità di analisi dei dati, eccetera. Quindi questo è quello che vedo la grande sfida. Quindi tendenzialmente non c'è settore che è avulso da potenziale immaginare. Credo che ci sia una grande differenza oggi tra il modo con cui si fanno le cose adesso e il modo con cui le cose verranno ridisegnate. Pensare che le cose verranno ridisegnate in modo simile a come le facciamo adesso è come pensare che noi abbiamo meccanizzato le gambe con la bicicletta. La bicicletta funziona in modo totalmente diverso, però poi si muove. Quindi noi andremo a rimeccanizzare le percezioni, il cervello, le attività in modo totalmente diverso, e quindi verranno riorganizzate su basi diverse, e quindi serviranno competenze molto eterogenee, quindi basi quantitative, matematiche, statistiche, informatiche, sociologiche, filosofiche. Tutte queste cose tendenzialmente hanno un potenziale appeal, a condizione che uno provi ad applicarle fuori dal suo ambito di applicazione. Ci sono domande? C'è qualche domanda dal pubblico? C'è un po' di stanchezza.
Vuole aggiungere qualcosa? Adesso? Mi piacerebbe sapere a livello personale altri esempi di imprese start-up che lei ha seguito, a parte quella delle due ragazze, soprattutto di donne giovani imprenditrici, se ci può fare degli esempi. Allora, vado a memoria. Qua ce n'è una che è nata a Cagliari, si chiama Vivoccia, che sono passati dal nostro programma. Di altre cose interessanti che sono passate da noi ce n'è una che si chiama Axwave, non è femminile la componente ma è interessante, loro vanno a analizzare l'audience di un programma televisivo però raccogliendo le informazioni al secondo. Molto spesso, se voi immaginate, chi vende la pubblicità si basa su dei pool di consumo che sono sporchissimi in termini, sì, quanta gente ha visto, non so cosa ci fosse ieri alla televisione, quel programma, fanno delle indagini e più o meno hanno un dato, mentre loro sono in grado di dirti esattamente che al minuto 31 del programma c'era tutta questa gente che faceva. Questo è un altro caso di un'azienda che abbiamo seguito noi. Altri casi interessanti sono, adesso sto pensando a un po' di esempi, avevamo un'azienda che faceva guide, aveva cercato di digitalizzare le guide turistiche, che poi è stata acquistata da uno dei grandi colossi del turismo, quindi ci sono... Come? Cucina Mancina, ci sono due ragazze pugliesi che... il concetto di mancino, quindi la mano sinistra, quindi pensavano a un modo totale di immaginare l'alimentazione, il cucinare per persone vegane, vegetariane, quindi non viste come una deviazione ma costruire un'offerta su quelle. Ci sono oggi potenzialmente tantissimi progetti che abbiamo visto. Sul discorso della componente femminile che mi sembra ti sia a cuore e ci sta a cuore anche a noi, purtroppo c'è ancora una barriera molto 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 elevata nei numeri e nei fatti sulla partecipazione femminile a questo mondo. E questo non vale solo per l'Italia ma vale anche per la Silicon Valley, che resta ancora un ambiente fortemente maschile purtroppo. I dati dicono che la percentuale di donne nei founder di startup sono intorno a, se non mi sbaglio, all'11 e il 13%. Eppure però c'è una percentuale, per esempio in Italia, di laureate donne molto più alta rispetto agli uomini. E sono anche più brave di solito. E quindi come si spiega questo? Secondo me c'è proprio un problema di retaggio culturale che non dà... Adesso far parlare a un uomo dei problemi delle donne di solito è sempre una ricetta sbagliata, perché la probabilità di dire qualcosa in modo non corretto è alta, quindi mi scuso in anticipo su qualunque cosa di improprio che sto per dire. Però sostanzialmente c'è ancora una barriera sociale e culturale oggi nei fatti, non a parole, ma nei fatti, che frena le donne durante il percorso, nella partenza, nella continuazione. E non è un problema della donna. La donna, secondo me, ha il dovere di partecipare a questo mondo, perché può portare tantissimo in termini di diversità, in termini di imprenditorialità. I dati tra l'altro sulle aziende femminili mostrano che sono performanti molto di più, producono risultati migliori molto spesso, e quindi è una componente che va messa nel circolo. Il problema è che oggi questa componente viene in qualche misura frenata, non so esattamente dove, questa tubatura imprenditoriale dove ci siano dei buchi, dove ce le perdiamo, però ce ne sono ancora tanti, perché purtroppo i dati ci dicono che la partecipazione femminile è ancora modesta. E credo che sia un problema che, come tutti i grandi problemi che hanno una matrice culturale, richieda tanto tempo per essere sanato, per ogni idea, ogni sforzo. Il mio messaggio è: se siete brave, andate determinate e non fatevi frenare da niente, da nessuno, neanche a casa, che molto spesso è uno dei freni principali. Quindi credete in voi stesse, perché le possibilità, le opportunità ci sono. Non vi dico che la strada sarà in discesa, sarà probabilmente un po' più in salita, però se uno è determinato non c'è salita che tenga. Ci sono altre domande?
Io le chiedo invece l'ultima curiosità, che è: qual è la velocità di propagazione dell'innovazione? Cioè quello che oggi si vede nella Silicon Valley ed è insomma quello che si prevede avvenga nei prossimi anni. Quando avverrà realmente qua? Perché il 2020 è molto vicino, però poi ci sono, sappiamo già che per esempio alcune aziende tipo Uber credo abbia iniziato a ordinare vetture che si muoveranno da sole. Cioè quando noi inizieremo a vedere quello scenario? Ma lo stiamo in qualche misura già vedendo, poi ci sono tutta una serie di vincoli tecnici e regolamentari che possono frenare. È difficile fare previsioni, io credo che arriverà prima piuttosto che dopo, quindi sapendo che arriverà prima piuttosto che... E arriverà molto spesso, magari non nelle componenti più visibili e eclatanti, ma nelle componenti meno visibili e meno eclatanti. Cioè, pensate soggetti come le banche. Oggi una banca è attaccata per ogni prodotto e servizio che fanno, c'è una startup, almeno una molteplicità di startup, o una startup che sta sostanzialmente riproducendo quello che fanno loro a una frazione del costo. C'è una startup inglese che si chiama TransferWise, che fa trasferimenti di valuta a un decimo del costo. E Santander, che è la più grande banca spagnola, ha fatto un conto dicendo: noi questo business qua vale 600 milioni di margine, se applicassimo le tariffe che applica questa startup facciamo 80 milioni, quindi meno 83% di margine. Applicatelo tutto, io non credo che Santander scompaia, però Santander con questi margini non ci sarà più, quindi non so se sopravvive, e comunque sarà un soggetto totalmente diverso. Quindi oggi stiamo completamente andando a modificare tutte, pensate alle assicurazioni, si va verso assicurazioni per un anno, ad assicurazioni su eventi specifici, e quindi cambia il modello di business. Le auto ci saranno, ma non le compreremo più, le noleggiamo, le usiamo, le condividiamo, non le guidiamo più, insomma andremo tutto incontro. Ci sono più prima che l'auto che vada in giro da sola, vedremo un'auto che non sarà più nostra probabilmente, sarà un'auto shared. Ci saranno probabilmente altre cose che cambiano, però il messaggio è che se pensiamo che quello che stiamo facendo vada bene così, good luck, perché non penso che abbiate una vita molto lunga. Grazie a tutti. Vi do appuntamento domani alle 14:30 con gli altri due appuntamenti previsti, le altre due testimonianze. Grazie.